Tutti assolti gli autisti della Tua accusati di truffa e interruzione di pubblico servizio. Salvini vuole potenziare il sistema aeroportuale e Agrigento potrebbe trovare spazio nel piano. L'onorevole Pace denuncia lunghe attese per una risonanza ad Agrigento. Il responsabile del CUP Galletto risponde: già a gennaio esitate tutte le prenotazioni del 2024. 12 progetti per la prevenzione rischio sismico nei porti siciliani, ci sono anche le Pelagie e nuove rotatorie a Licata. Naro ha un nuovo vice sindaco, è Erika Sferrazza, e sospensione dei lavori alla rete idrica di Ravanusa, la DC annuncia una interrogazione. 2 classi in visita al Tribunale di Agrigento per apprenderne il funzionamento e intervistare la Commissione Pari Opportunità. L'omaggio del governatore Schifani alla patrona di Catania, Sant'Agata, e le immagini dell'emozionante concerto diretto dal maestro Frisina. I Tammura di Girgenti ricorderanno Gian Campione nel corso dell'imminente mandorlo in fiore. Nuovo entusiasmo nell'Acragas dopo l'interessamento mostrato dall'onorevole Pisano e la Gold Collection. Buonasera, bentrovati dalla nostra informazione. Apriamo con la vicenda degli autisti della Tua che sono stati tutti assolti. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Genna, ha assolto tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta che ipotizzava una truffa ai danni dell'azienda che si occupa del servizio di trasporto urbano nella città dei Templi. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Anna Agata Genna, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" 10 autisti della Tua, l'azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento, finiti a processo per i reati di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di Maurizio Camilleri, 57 anni, Giuseppe Dionisi, 56, Giuseppe Trupia, 59 anni, Michelangelo Nasser, 61 anni, Maurizio Buttigel, 56 anni, Giuseppe Danila, 64 anni, Vincenzo Falsone, 66 anni, Andrea Russo, 63, Angelo Vaccarello, 57 anni, Giuseppe Lattuca, 63 anni. Nei confronti degli ultimi 5 il pubblico ministero Salvatore Caradonna aveva chiesto la condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione. Il Tribunale, accogliendo invece le richieste dei legali difensori, ha assolto tutti gli imputati. I fatti contestati risalgono al periodo 2016-2017, scaturiti dalla denuncia dell'azienda Tua dopo alcune indagini fatte da un investigatore privato. Ai 3 dei 10 autisti veniva contestato di avere cambiato percorso, agli altri 7 di avere invece venduto a bordo dei mezzi biglietti, di avere omesso la stessa registrazione della vendita e di avere riciclato i titoli di viaggio vendendoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza. Parallelamente all'inchiesta giudiziaria vi è tuttora in corso un'altra battaglia sul fronte del lavoro. In merito al verdetto da registrare, l'intervento dei legali della Tua, la sentenza di assoluzione ci stupisce, sebbene sia per insufficienza di prove. Attendiamo le motivazioni del giudice per valutare se impugnarla, si legge in una nota. È una sentenza che stupisce, ci aspettavamo un esito diverso alla luce delle numerose e dettagliate prove documentali e delle 5 richieste di condanna presentate dalla Procura di Agrigento. Riteniamo opportuno sottolineare che la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, attendiamo le motivazioni che saranno depositate tra 90 giorni per comprendere perché le prove in atti non sono state ritenute sufficienti, riservandoci l'eventuale impugnazione.
E parliamo adesso dell'aeroporto di Agrigento. Il ministro Salvini ha chiaramente manifestato la volontà di potenziare il sistema aeroportuale italiano e Agrigento potrebbe finalmente rientrare tra le aree interessate da questo sviluppo infrastrutturale. Lo ha dichiarato l'onorevole Pisano, che peraltro è il principale sostenitore di questa proposta. Si ritorna a parlare positivamente del futuro aeroporto di Agrigento. Le ultime dichiarazioni del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, rilasciate durante i lavori dell'Airport Day, evento che si è tenuto ieri a Milano sulle possibilità di aprire nuovi scali aeroportuali in Italia, lasciano trasparire scenari di grande interesse per il territorio agrigentino. Tra le ipotesi in campo si fa sempre più concreta la possibilità per la realizzazione di un aeroporto in città, un progetto atteso da diversi anni che potrebbe rappresentare una svolta per l'intera provincia. Su tale argomento è intervenuto il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, che ha espresso ottimismo e soddisfazione per le parole del ministro. L'apertura di uno scalo aeroportuale ad Agrigento non è più un sogno irrealizzabile, ma è una possibilità concreta. Il ministro Salvini ha chiaramente manifestato la volontà di potenziare il sistema aeroportuale italiano e agrigentino. Potrebbe finalmente rientrare tra le aree interessate da questo sviluppo infrastrutturale. L'onorevole Pisano ha poi sottolineato l'importanza strategica di un aeroporto per il territorio. La nostra provincia soffre da sempre di un grave deficit infrastrutturale che penalizza lo sviluppo economico e turistico. Un aeroporto non sarebbe solo una conquista storica, ma una svolta definitiva per la crescita del nostro territorio, facilitando collegamenti nazionali e internazionali, favorendo il turismo e gli investimenti. Continueremo a lavorare affinché Agrigento possa finalmente ottenere ciò che merita: un'infrastruttura moderna ed efficiente che apra le porte a nuove opportunità di sviluppo. E adesso parliamo di sanità. C'è l'onorevole Carmelo Pace che ha denunciato lunghe liste di attesa per la sanità agrigentina e chiede l'audizione in commissione di Capodieci. Ancora ritardi nella sanità e inefficienze in provincia, che sono inaccettabili. Per un attacco una prenotazione nel 2026. La denuncia arriva dal deputato all'Ars della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace, vicepresidente della Sesta Commissione Legislativa Permanente all'Ars Salute, Servizi Sociali e Sanitari. Pace racconta il caso di una cittadina con sclerosi multipla, la quale ha potuto constatare sulla propria pelle, durante la prenotazione della prestazione sanitaria, tempi d'attesa non accettabili, aggravati da un quadro clinico delicato e complesso. Alla signora, affetta da sclerosi multipla, afferma Pace, hanno proposto una prenotazione a gennaio 2026 in alternativa a pagamento nel privato. La salute è un diritto fondamentale dell'individuo, garantito dalla Costituzione, non ha colore politico né può dipendere dalla visibilità e dal peso specifico del politico di turno. Conclude Pace che nei prossimi giorni chiederà un'audizione in commissione al direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per un piano di abbattimento delle liste d'attesa. Ma non si è fatta attendere la risposta del responsabile del CUP di Agrigento, il dirigente Maurizio Galletto. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento dice risulta essere virtuosa proprio nell'attività di abbattimento delle liste d'attesa per ciò che concerne le prestazioni critiche, in particolare per quanto riguarda le risonanze magnetiche in primo accesso, che già nel mese di gennaio 2025 sono totalmente abbattute, dice. I dettagli. Ci giunge notizia, dichiara il responsabile del Centro Unico Prenotazioni dell'ASP di Agrigento, Maurizio Galletto, di una spiacevole vicenda portata a conoscenza della cittadinanza per il tramite dell'onorevole Carmelo Pace, che ha raccontato tramite le sue pagine social le vicissitudini di una signora affetta da una grave patologia, alla quale è stato comunicato che l'esame di controllo necessario al fine del monitoraggio della sua malattia verrà effettuato
effettuato nel gennaio 2026. Galletto continua e afferma, partendo dal presupposto che non siamo a conoscenza della storia clinica e personale dell'utente, per cui non c'è possibile avere contezza della situazione, è doveroso chiarire che, dovendoci attenere esclusivamente a quanto narrato dall'onorevole, si tratta di una risonanza magnetica di controllo, pertanto non rientra tra le prestazioni oggetto di abbattimento liste d'attesa né nei percorsi di tutela garantiti per legge da questa ASP. Da una verifica effettuata dalla cabina unica di regia, continua Galletto, possiamo presumibilmente dedurre che la paziente al momento della prenotazione abbia rifiutato la prima struttura disponibile e abbia dunque accettato la data proposta per la struttura da lei richiesta, dal momento che ad oggi la prima disponibile risulta essere il 21 febbraio 2025 se si tratta di risonanza magnetica con mezzo di contrasto e aprile 25 se si tratta di risonanza magnetica senza mezzo di contrasto. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento risulta essere virtuosa, dice, proprio nell'attività di abbattimento liste d'attesa per ciò che concerne le prestazioni critiche, in particolare per quanto riguarda le risonanze magnetiche di primo accesso, che già nel mese di gennaio sono state totalmente abbattute per l'anno 2024. Poi evidenzia il responsabile dell'Ufficio Unico Prenotazioni: per quanto riguarda le prestazioni di controllo, questa azienda ha attivato dal mese di dicembre 2024 un percorso denominato CUR oncologico, con l'attivazione di un numero telefonico diretto dedicato a tutti quei pazienti con esenzione 048 che debbano effettuare una prenotazione di una prestazione di controllo o l'anticipo di una prenotazione già esistente. Gli utenti che hanno usufruito del percorso Cura Oncologia sono all'incirca 540, dice, di cui l'80% riguarda prenotazioni da effettuare ex novo e il restante 20% riguarda anticipi di prenotazioni già effettuate. Galletto poi sottolinea come l'ASP di Agrigento sia la prima azienda sanitaria siciliana che ha attivato questo servizio, suscitando interesse da parte degli specialisti oncologi di tutta la regione. La stessa attenzione, poi dice, viene rivolta ai nostri dipendenti della cabina unica di regia tutte le volte in cui vengono a conoscenza di particolari situazioni di utenti che si rivolgono a loro per la risoluzione di problemi inerenti prenotazioni da effettuare o già effettuate. Ci duole dunque, conclude il dottore Galletto, che l'utente in questione si sia rivolta ad una segreteria politica non in grado di risolvere questa tipologia di problema e che non abbia provato a contattarci per trovare insieme una soluzione. E naturalmente non può mancare una pagina dedicata ad Agrigento, capitale della cultura, perché comunque l'interesse turistico cresce nonostante le criticità, e lo dichiara il presidente di Federalberghi Francesco Picarella. Per Agrigento, capitale 2025 italiana della cultura, l'interesse turistico cresce nonostante le tante criticità. A dichiararlo è il presidente di Federalberghi Francesco Picarella. Agrigento si prepara a vivere un anno straordinario come capitale italiana della cultura 2025, un riconoscimento che sta generando un forte interesse a livello nazionale e internazionale. I dati confermano una crescita significativa, le prenotazioni alberghieri procedono positivamente e in particolare gli alberghi agrigentini rappresentano oltre il 70% delle presenze annuali, contribuendo in modo determinante all'economia locale e alla creazione di posti di lavoro. Nonostante alcune narrazioni mediatiche non sempre favorevoli, il settore turistico e gli operatori locali rappresentati da Federalberghi Agrigento rimangono fiduciosi. Il presidente Picarella nel suo comunicato continua sottolineando come le nostre strutture ricettive sono il cuore pulsante
dell'economia agrigentina. Il ruolo degli alberghi in questo contesto è fondamentale. Siamo convinti che Agrigento 2025 rappresenti un'opportunità irripetibile per valorizzare il patrimonio culturale e storico della nostra città, generando benefici concreti per l'intera nostra comunità. Le previsioni indicano un afflusso consistente di visitatori attratto dalla ricchezza del patrimonio artistico e culturale, nonché dagli eventi che animeranno l'intero anno, pur riconoscendo le difficoltà organizzative e infrastrutturali. L'ottimismo è alle stelle. In questo momento cruciale è fondamentale un impegno collettivo. Ai cittadini agrigentini si rivolge un appello. Se da un lato è giusto pretendere servizi adeguati e sacrosanti diritti, dall'altro è un dovere di tutti preservare, valorizzare e rispettare la città e la comunità in cui viviamo. Agrigento 2025, conclude il presidente di Federalberghi Picarella, sarà un'opportunità per fare la differenza. Uniamo le forze per rendere questa esperienza un successo di tutti. Isole minori, prevenzione, rischio sismico nei porti. La Regione presenta 12 progetti. Enrico dice: puntiamo a incrementare la sicurezza. Sono 12 i progetti di consolidamento e prevenzione del rischio sismico nelle strutture portuali delle isole minori, con cui la Regione siciliana parteciperà all'avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento Casa Italia. Lo ha deciso la Giunta regionale. I lavori permetteranno di consolidare molti approdi dalle Orie a Legadi fino a Lampedusa e Pantelleria. Il termine per presentare i progetti è fissato entro la mezzanotte del 7 febbraio. Il budget complessivo è di 30 milioni, l'importo massimo di finanziamento concedibile è di 5 milioni per ciascuna isola. Questi sono i progetti individuati dall'assessorato per un valore complessivo di oltre 33 milioni di euro. Alle Olie, lavori di adeguamento sismico, consolidamento e riqualificazione dei porti di Santa Marina, Rinella, Scalo, Galera e La Malfa, nell'isola di Salina, negli approdi di Alicudi, Filicudi e Panarea, nel porto Pignataro e del pontile di Acquacalda a Lipari, molo di protezione civile a Ficogrande e Stromboli. A Legadi ci saranno opere di manutenzione straordinaria per gli approdi e realizzazione dell'impianto di illuminazione al porto di Favignana. Pelage, interventi di messa in sicurezza delle banchine di Molo Favaloro a Lampedusa per rafforzare gli ormeggi dei mezzi navali di soccorso. Pantelleria, rafforzamento della diga di sopraflutto del porto di Scavori per la realizzazione di un approdo alternativo. E ancora la promozione di nuove somme che serviranno a tenere comunque in maggiore efficienza le infrastrutture, questa volta a Licata, dove ci sono 300.000 euro destinate alla realizzazione di rotatori e vincoli strategici di accesso. A intervenire saranno in particolare la via Gela, lo svincolo Caterlippe e la via Palma. Questo stanziamento è stato fortemente voluto dall'onorevole Angelo Cambiano, ha l'obiettivo di risolvere il deficitario grado di sicurezza stradale che negli ultimi anni ha causato tragici incidenti, specialmente in queste aree ad alta pericolosità. Si tratta di un intervento tanto atteso e finalmente dovuto alla comunità licatese, commenta Cambiano, è una risposta concreta ad una necessità urgente del nostro territorio. E restiamo sempre in tema di provincia, questa volta con enti locali che a Naro, dopo le dimissioni per motivi personali di Vincenzo Aronica dalla carica di vice sindaco, ieri il sindaco Milko Dalacchi ha nominato assessore e vice sindaco la dottoressa Erika Sferrazza, che assumerà le deleghe servizi cimiteriali, ciclo integrato dei rifiuti, rete viaria, trasporti e mobilità. Ringrazio il signor Aronica per il lavoro svolto fino ad oggi ed auguro alla dottoressa un buon lavoro al servizio della nostra comunità, così ha commentato il primo cittadino.
E da Naro a Ravanusa, dove i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana hanno annunciato la presentazione di un'interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti sull'interruzione dei lavori per il progetto Reacti, che prevede interventi di digitalizzazione, mappatura, distrettualizzazione, ottimizzazione delle reti idriche con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori dei volumi di utenza nel territorio. È necessario, dicono, che l'amministrazione dia risposte concrete ai cittadini. Vogliamo sapere quando i lavori riprenderanno e quali soluzioni l'amministrazione ha in programma per sbloccare la situazione, perché i residenti delle zone a monte di via Roma, via Lincoln, via Rudini e via Callicratide, affermano i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, stanno vivendo un periodo di crescente frustrazione per la sospensione dei lavori alla rete idrica. E adesso l'attività delle scuole, ci spostiamo a Palma di Montechiaro, dove le classi terza D e terza E del liceo tecnico informatico dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro sono state in visita al Tribunale di Agrigento, hanno attinto informazioni sul suo funzionamento, poi hanno incontrato e intervistato la Commissione Pari Opportunità. Se poteste spiegare la vostra missione in una frase semplice, quale sarebbe? Sarebbe quella appunto di favorire le pari opportunità e di eliminare le discriminazioni. Quindi se c'è qualche difficoltà nei confronti della nostra professione da parte di colleghi, noi dobbiamo cercare di agevolarla e superare queste difficoltà. Poniamo il caso che un ragazzo o una ragazza si sentono discriminati a scuola o sul lavoro. Qual è la prima cosa che dovrebbero fare? Sicuramente parlarne con gli adulti, con gli insegnanti, con le persone che possono aiutarli e non chiudersi in se stessi, mai, assolutamente. Bisogna confrontarsi e parlarne. Ci sono delle leggi in Italia che tutelano chi subisce discriminazioni? Ci sono moltissime leggi, ovviamente non possiamo enumerarle, ma in primis citiamo la legge per eccellenza, che è l'articolo 3 della Costituzione, che appunto stabilisce che siamo tutti uguali per razza, per sesso, per religione, quindi questa è la legge madre, l'articolo madre della nostra Costituzione, dalla quale partire per poter evitare ogni tipo di discriminazione in tutti i campi e in tutti gli ambiti. Spesso si dice che certe battaglie si vincono più con la cultura che con le leggi, siete d'accordo? Assolutamente sì. Le leggi ci stanno per regolare il vivere civile, la cultura, l'apertura mentale, il confrontarsi con gli altri, il parlare, dialogare con gli adulti, con chi ha una visione diversa rispetto a quella che possiamo avere noi o che possono avere magari i ragazzi in un ambito che può essere ristretto, nell'ambito di una piccola collettività, di un piccolo paese, laddove magari ci si fa condizionare da retaggi culturali, appunto. È molto importante, quindi il discorso culturale, la cultura, dove per cultura non intendiamo soltanto il sapere letterario, ma si intende altresì l'apertura mentale, appunto ripeto di nuovo, il confrontarsi con gli altri ed avere delle idee che vadano al di là di quelli che sono i confini del nostro microcosmo. Se poteste dare un consiglio ai ragazzi e alle ragazze di oggi per costruire una società più equa, quale sarebbe? Mi devo ripetere rispetto alla domanda precedente, il consiglio è quello di non limitarsi a vivere e a pensare rispetto a quello che è il nostro piccolo mondo, ma andare oltre, cercare di spaziare con la mente, con i libri, non soffermarsi soltanto purtroppo lo devo dire, ai social che ci condizionano e che ci fanno comunque ci rappresentano una realtà che è spesso falsata, quindi spaziare con le vostre menti, spaziare al di là di quelli che sono i piccoli confini. Quindi il mio consiglio è questo, cercare in voi stessi di aprire un mondo che è diverso da quello che spesso ci vogliono imporre con i social. Quindi il mio consiglio sono libri, lettura, cultura, musica, arte, aprirsi a tutto quello che poi è un po' il mondo tradizionale.
Pari opportunità vuol dire anche condivisione dei compiti in casa. Secondo voi oggi c'è più equilibrio o siamo ancora nella mentalità del la donna cucina e l'uomo guarda la TV? Io credo che adesso si siano fatti dei grandi passi avanti, ancora tanti se ne debbono fare, però vedo tra le coppie giovani che c'è questa condivisione di lavoro e di incarichi, perché ormai le donne lavorano quasi tutte fuori casa e quindi è necessario che vi sia anche l'aiuto da parte dell'uomo in casa, mentre prima il retaggio culturale qual era? L'uomo lavorava fuori casa, la donna si occupava della famiglia, della casa e dei figli. Adesso da quando le donne ci siamo emancipate, abbiamo iniziato anche a lavorare fuori, ovviamente abbiamo necessità di avere un aiuto, un supporto e spesso lo si trova nei nostri compagni. Se poteste abolire con un colpo di penna un'ingiustizia legata al genere, quale sarebbe la prima cosa che cancellereste? Io penso che cancellerei la differenza uomo-donna, ma vorrei parlare di persona. Le persone sono tutte uguali, non c'è differenza tra genere e genere. Le donne hanno un cervello uguale a quello degli uomini, gli uomini hanno un cervello uguale a quello delle donne. Quindi dobbiamo cominciare a pensare, avere questa visione, di avere di fronte a noi delle persone, indipendentemente dal loro sesso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro religione o anche dalle loro idee politiche, perché no? E adesso qualche notizia di cronaca e giudiziaria che riferisce il settimanale Grandangolo, deceduto a 56 anni per un incidente sul lavoro che secondo l'accusa poteva e doveva essere evitato. La procura di Gela ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di 3 persone coinvolte nell'inchiesta sulla morte di Giovanni Cusumano, l'operaio di Favara, che il 23 luglio del 2020 ha perso la vita mentre stava effettuando alcuni lavori alla diga Comunelli di Butera nel Nisseno. Il PM Luigi Lovalvo ha chiesto la condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione per Calogero Palumbo Piccionello, 62 anni di Favara, direttore tecnico dei lavori, 2 anni di reclusione per Giovanni Messina, 72 di Ioppolo Giancaxio, amministratore unico della ditta, 1 anno di reclusione invece è la pena proposta per Giuseppe Schembri, 68 anni di Favara, collega della vittima. E ancora si sarebbe scagliato contro la moglie durante una lite avvenuta in casa. Un 35enne agrigentino è stato per questo denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali. La donna, coetanea del marito, è finita in ospedale a causa dei traumi riportati, per fortuna lievi. Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri che dopo una segnalazione sono intervenuti sul posto. Una volta riportata la calma, l'uomo è stato denunciato e attivato anche il protocollo Codice Rosso finalizzato alla tutela delle donne vittime di violenza domestica. Un 19enne di Licata è stato denunciato a piede libero per ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di armi. Il giovane è stato sorpreso a margine di una perquisizione eseguita dagli agenti della squadra mobile in possesso di circa 10 grammi di cocaina, un macete e una katana. Lo stupefacente si trovava in una busta occultata all'interno del cestello della lavatrice. Proseguono le indagini per risalire adesso al fornitore. Parliamo di lavoro, al via l'integrazione del reddito per i soggetti in mobilità in deroga delle aree di crisi complessa della Sicilia. Circa 5.000 euro per ciascun lavoratore delle aree di crisi industriale di Termini Imerese, Gela e Caltanissetta, già percettori della mobilità in deroga. L'assessorato regionale del lavoro ha pubblicato un avviso per l'assegnazione dell'indennità integrativa del reddito e le risorse disponibili ammontano a 1.200.000 euro. Attraverso questa misura, dice l'assessore Nuccia Albano, garantiremo a circa 200 persone che si trovano in situazioni di crisi occupazionale un sostegno economico per i periodi di difficoltà economica. L'integrazione del reddito per i lavoratori in mobilità in deroga è un intervento importante che consente ai lavoratori e alle comunità in cui vivono di affrontare le difficoltà, sia economiche che sociali, legate alle crisi aziendali.
Per ottenere l'indennità, chi è in possesso dei requisiti dovrà presentare la documentazione, a mezzo posta elettronica, al Dipartimento regionale del lavoro entro il prossimo 15 febbraio. Piccolo break, lo dedichiamo alla pubblicità e torniamo tra poco. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha omaggiato Sant'Agata nel corso della sua festa, donandole dei fiori nel corso delle celebrazioni che si svolgono a Catania. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha omaggiato Sant'Agata nel giorno della sua festa donandole dei fiori nel corso delle celebrazioni che si stanno svolgendo a Catania. Partecipare alla festa di Sant'Agata, ha detto il governatore, è una bellissima esperienza, anche spirituale. Sono qui per il terzo anno e trovo sempre più entusiasmo. Questa folla ci sprona a credere nei valori, ci spinge ad andare avanti e non fermarsi. Non credo che in Italia ci siano esperienze come questa. Ogni volta torno nella mia città più ricco. Il presidente nel pomeriggio di ieri, dopo aver partecipato in mattinata al pontificale in Duomo e al pranzo sociale offerto dall'arcidiocesi e della comunità di Sant'Egidio, è stato ospite del sindaco Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti. Schifani nella serata è stato ospite anche del presidente dell'Ars Gaetano Calvagno a Palazzo Minoliti, sede di rappresentanza dell'Assemblea regionale siciliana in via Etnea a Catania, dove assisterà al passaggio della processione. Questa comunità, questa grande famiglia trasversale alla quale assisto da 3 anni della festa di Sant'Agata, ci porta a riflettere nella unità di un popolo che ha grandi pregi, ha grandi problemi. I pregi vanno valutati sempre di più e coltivati, i problemi vanno risolti. L'omalia del Cardinale Zuppi, poi quando ho avuto il piacere di stringergli la mano, l'ho ringraziato per questa omalia perché ha detto: lei ha dato un segnale forte, mai arrendersi, mai fermarsi, e questo naturalmente anche per me è un monito che domani rientrerò nella mia città, è un monito di tutta la cittadinanza, di questa cittadinanza trasversale, al di là dei partiti, al di là degli stati di ricchezza o meno, che si ritrova in un momento di cultura, diciamo, di valori, che è forte, che è fortemente spirituale. Non credo che in Italia ci siano esperienze come questa, e questo ci lascia far pensare che il popolo siciliano, il popolo catanese, è un popolo che funge da monito ad una crescita anche nazionale. Parliamo ancora di Sant'Agata, un evento meritevole di attenzione si è svolto nella chiesa di San Domenico di Catania, dove il coro lirico siciliano, affiancato dall'orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio Bellini della città etnea, ha reso omaggio alla patrona nel corso di una serata che ha avuto un notevole impatto non solo per la qualità della proposta musicale ma anche per la sua carica spirituale. Il maestro Marco Frisina, celebre compositore, autore di prestigiose musiche sacre, ha guidato con maestria l'intera esecuzione, offrendo al pubblico una meditazione sonora sulla vita della Martne etnea. Il compositore, noto anche per le sue collaborazioni con artisti come Mina, ha presentato il suo celebre Inno per Sant'Agata, Vergine buona. Ecco qualche immagine del concerto. Oh Signore, che mi hai creata e mi hai protetta sin dall'infanzia, mi hai fatto sì che io, nella mia giovinezza, mi comportassi coraggiosamente e mi hai dato la virtù della pazienza per chi mi tutelava. Ti supplico affinché tu accetti ora il mio spirito, poiché è già tempo che tu comandi che io abbandoni questo mondo e perfetta la tua misericordia.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza dell'operazione provinciale che ha messo in luce i nuovi equilibri mafiosi della zona sud di Messina. La decisione arriva quasi 2 anni dopo l'operazione del 2021 che aveva portato alla luce un vasto panorama di attività criminali. La Cassazione ha respinto quasi tutti i ricorsi, confermando le pesanti condanne emesse dalla Corte d'Appello di Messina. L'inchiesta ha rivelato anche come la criminalità organizzata fosse attivamente coinvolta nella politica locale, influenzando le elezioni e appoggiando determinati candidati in cambio di favori. Le forze dell'ordine, tra cui carabinieri, polizia e guardia di finanza, avevano avviato l'indagine nel 2021, documentando l'attività mafiosa nei periodi elettorali, con i clan che operavano a favore di questo o quell'altro politico. Tra gli accusati principali spiccano Salvatore Sparacio, Giovanni De Luca, catturato nel 2019 dopo mesi di latitanza, e Giovanni Loduca, considerati dai magistrati i nuovi boss della zona sud di Messina, con un forte controllo sulle attività illecite del territorio. Durante l'indagine è emerso anche che alcuni membri del clan avevano approfittato di benefici come il reddito di cittadinanza, nonostante il loro coinvolgimento nelle attività mafiose. La sentenza ha inoltre confermato i risarcimenti all'associazione anti-racket Addio Pizzo, un segno concreto del contrasto alla mafia e della volontà di restituire dignità e legalità al territorio. L'operazione provinciale, pur chiudendo una parte del processo, ha messo in evidenza la persistenza e la forza della criminalità organizzata nella città e nella sua periferia, ribadendo l'importanza di una lotta continua contro i clan. La Procura di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex senatore Antonino Papania, accusato di voto di scambio politico-mafioso. L'ex parlamentare, che ha ricoperto incarichi di rilievo sia con la Margherita che con il Partito Democratico, figura tra le 14 persone coinvolte nell'indagine condotta dal pubblico ministero Piero Padova. Le accuse spaziano dalla mafia alle estorsioni fino al traffico di droghe e allo scambio elettorale politico-mafioso. Tra gli indagati lo ricordiamo anche Pasquale Perricone, ex vice sindaco di Alcamo, e il boss mafioso Giosuè Di Gregorio. Secondo gli inquirenti, Papania, attualmente detenuto da settembre scorso, avrebbe stretto un accordo con il capo mafia per garantire voti ad Angelo Rocca, coordinatore provinciale del movimento politico Via, fondato dallo stesso Papania in occasione delle elezioni regionali datate 2022. In cambio, secondo l'accusa, l'ex senatore avrebbe versato denaro a Di Gregorio. Le indagini hanno rivelato un fitto scambio di incontri tra il boss mafioso e l'ex vice sindaco di Alcamo tra agosto e settembre 2022, monitorati dalle forze dell'ordine. Una delle intercettazioni agli atti riporta una conversazione tra Di Gregorio e il fratello, nella quale si afferma: «Dobbiamo votare questo e il senatore mi ha preparato 2000 euro che mi darà mercoledì. Papania, hai capito?» Recentemente il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai legali dell'ex senatore, ma anche di Perricone. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Papania avrebbe mostrato una spregiudicatezza nell'esercitare la propria influenza politica sul territorio alcamese e nei comuni limitrofi, avvalendosi del supporto di figure di spicco della criminalità organizzata. Papania, già senatore per 3 legislature, deputato e assessore regionale, era stato escluso dalle liste del PD nel 2013. Da circa 2 anni aveva aderito al Movimento per l'Autonomia, MPA, fondato dall'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. L'iter giudiziario nei suoi confronti prosegue ora con la richiesta di processo avanzata dalla Procura. Parliamo adesso dei tammuri di Girgenti che per il 77° mandorlo in fiore renderanno omaggio al maestro Gian Campione. Quest'anno il gruppo bandistico, che esprime sempre un forte legame alle tradizioni popolari, ha pensato durante l'esibizione dello spettacolo tradizionale Serali al Palacongressi di rendere omaggio a Gian Campione per i suoi 20 anni dalla morte. Il
Il presidente Biagio Licata ha affermato che è doveroso da parte dei Tamura offrire come omaggio la canzone La festa di San Calò ad una figura storica di grande rilevanza culturale che per la città di Agrigento, la festa di San Calogero, si è spesa molto dedicando diverse canzoni e portandole in giro per il mondo. Naturalmente è un'importante vetrina quella del Festival Internazionale del Mandorlo in Fiore, che vede la presenza dell'associazione I Tamura di Girgenti fin dal 2009. E adesso una pagina di sport, apriamo con l'Acragas, perché l'interessamento alle sorti dell'Acragas da parte dell'onorevole Pisano rappresenta una sferzata di fiducia ed entusiasmo dopo le vicissitudini che hanno interessato la squadra. Carmelo Lentini. La disponibilità dell'onorevole Pisano, che ha voluto incontrare squadra e staff tecnico dentro gli spogliatoi, ha ridato un po' di fiducia sia all'ambiente interno del team biancazzurro che anche tra i tifosi e gli sportivi. Il risultato finale è che adesso la squadra anticiperà venerdì la partenza verso la Campania, dove soggiornerà un paio di giorni, con l'ultimo lavoro di rifinitura da svolgersi il prossimo sabato. Sulla carta si tratta di una trasferta molto difficile contro una squadra che mira alla zona playoff. Per quanto concerne tutto il resto, attualmente non si registrano significativi risvolti societari. Si sta lavorando in silenzio per il futuro ed è lo stesso onorevole Pisano che, con un gruppo di amici imprenditori, garantirà il regolamentare svolgimento del torneo sino alla fine. Anche per questa trasferta non mancheranno i tifosi al seguito della squadra ed un numero imprecisato di sostenitori sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere la cittadina salernitana che si trova a pochi chilometri da Pompei. Torna a disposizione di Favarin e di Modugno, che ha scontato la giornata di squalifica. La sfida contro la Scafatese è valida per la 23esima giornata di Serie D Girone I, in programma appunto domenica 9 febbraio allo stadio Giovanni Vitiello di Scafati ed avrà inizio alle ore 14:30. Il tecnico campano Gianluca Azzori avrà a disposizione l'ultimo arrivato proveniente dal mercato che si è appena chiuso. Si tratta di Giuseppe Majorano, centrocampista classe 96, in passato in forza al Marsala. Nella gara d'andata disputata all'Esseneto, il match terminò in parità 1-1, con vantaggio di Palazzolo e pari finale di Saue. E come ogni settimana torna la Goal Collection con le più belle reti centrate nel corso delle ultime partite di calcio. Nessuno scossone in seno alla Girone I di Serie D, laddove il Vettel Siracusa batte secondo copione il Pompei, nel segno di Andrea Rossotto, autore di un assist per Marco Palermo che sblocca la partita, e del gol che mette in ghiaccio il match. Ancora più netta la vittoria della Regina che si impone ad Acireale per 4-0, 2 gol per tempo. Le reti di Barilla e Ragusa lanciano gli Amaranto, che nel secondo tempo legittimano il successo con la doppietta del proprio capitano e la rete di Barranco. Torna al successo il Sambiase, che deve però attendere un tempo per avere ragione della San Cataldese. Ferraro e Solomon, i marcatori giallorossi che permettono al Sambiase di blindare il terzo posto a 6 punti dalla vetta. Perde contatto la Scafatese, che non va oltre lo 0-0 in casa del Paternò. Canarini oggi distanti 9 punti, massimo distacco accumulato dall'11 di Azzori, che rischia di veder fuggire Siracusa e Regina. Pocherissimo della Vibonese, spietata quando serve nel secondo tempo per portare i 3 punti contro il Castrum Favara. Ancora una volta in evidenza Alagna, autore di una doppietta, ad opera di Castillo Rodriguez e Pietro Terranova, le reti definitivo 4-0. Sotto di un gol tra le mura amiche, la Nissa riesce a ribaltare il Locri passato in vantaggio con Pipicella. Biancoscudati che passano con Agnello e solo nel finale del match con El Tato Diaz, fondamentale per il 2-1 finale. Un gol per parte tra Enna e Sant'Agata, ospiti in vantaggio con la rete di Catalano, gialloverdi che quantomeno portano un punto a casa grazie alla rete dell'ex di turno Giorgio Cicirello. Seconda affermazione consecutiva per la nuova Igea Virtus, Corsara all'Esseneto per 2-0.
I giallorossi indirizzano il match grazie alle reti di Calafiore e Gambino. Ben più rotonda l'affermazione del Ragusa, Corsaro a Licata, Iblei in vantaggio con Egiachi, gialloblu che rimettono il match nuovamente in parità dopo appena un minuto con la rete del solito Mina Cori. Ragusa in grande spolvero, approfitta di un Licata decisamente opaco, conto chiuso dalle reti di Crisci, Egiachi e Corigliano. Goal collection che viene chiusa a quota 24 marcature, ottimo bottino di giornata in attesa del big match di domenica prossima, quando al Granillo, Reggina e Siracusa si affronteranno per il big match del campionato crocevia stagionale, che potrebbe rilevarsi decisivo sul proseguo di un girone di ritorno tutto da gustare. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi rimandiamo alle prossime edizioni che potrete vedere sul 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino, ancora sul 268 l'intera nostra programmazione in tutta Italia, sulla TV online, sul sito www.televideoagrigento.tv e sui nostri canali social dove carichiamo tutta la nostra attività. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.